Sì, Gianluca oggi ha fatto due gol bellissimi su calcio piazzato, è un giocatore di altissimo livello come anche il fratello, quindi gli faccio i complimenti, oggi ha fatto non solo il gol, ha fatto anche assist, e poi oggi per la prima volta non abbiamo preso gol, che per noi è una cosa rara ultimamente, quindi è stata una bella partita, corretta e due squadre che hanno giocato a calcio, si sono divertite e quello è importante. Il discorso che faccio da tempo, quando torniamo un po' a giocare tutti quanti insieme siamo competitivi perché abbiamo una difesa forte, abbiamo tre portieri di livello che metto anche Ripani che comunque è un portiere di livello. Manuel oggi è un ragazzo che ha 17 anni, in porta ha dimostrato già tanto, oggi ha fatto 5 minuti da punta e per noi è importante che viene in panchina, lui è contento di stare con noi, quindi per noi è fondamentale. Facciamo i seri come le squadre grandi, abbiamo due portieri anche noi. Sì, ne ha prese penso 12, 13 traverse e pali, quindi è un giocatore che arriva sempre in porta, è un giocatore di livello, ripeto, un ex professionista, quindi si vede in campo, non solo lui, anche Placido comunque ha preso tipo 10 pali da pali e traverse. Quello io non aspetto proprio Daniele che si sblocca e che secondo me in questa fase sarà l'uomo decisivo per noi perché lo vedo che sta tornando ai suoi livelli, punta all'uomo e aspetto particolarmente lui perché ci tiene tantissimo, un ragazzo che si allena al di fuori, avviene dall'infortunio, da tutto per questa squadra, quindi sono sicuro che tornerà al gol e ci farà la differenza in queste fasi. Complimenti, in bocca al lupo a mister Matteo Tupacchia. Grazie.